Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sui Colle Euganei, per la precisione a Battaglia Terme. Il nostro obiettivo è proprio alle mie spalle, e cioè il Monte Ceva, attraverso il Sentiero delle Creste. Il percorso di oggi è interessantissimo, perché ha delle particolarità assolutamente uniche, e andiamo a scoprirle assieme. Il punto di partenza è presso il parcheggio della ex cava, ma noi lì abbiamo trovato tutto occupato e quindi abbiamo dovuto lasciare l'auto all'inizio di via Montenovo. Allora, qui sono due sentieri, il 15 e il 29, il nostro è il 29. Noi però siamo partiti da questo punto qui e adesso siamo in questo punto qui. Il 15 e il 29 coincidono fino a qui, poi si lascia il 15 che ha anche un nome, si chiama Sentiero Ferro di Cavallo. Prenderemo il 29, arriveremo al Monte Ceva, poi faremo tutte le creste attraverso il Monte Spine Frasse e poi scenderemo al Monte Croce e la ex cava dove c'è un parco. Arrivati a questo bivio, lasciamo via Montenovo e il sentiero numero 15 che proseguono dritti e giriamo a sinistra entrando per il 29 per il Monte Ceva. Qui inizia la parte sentieristica del nostro percorso. Questa zona ha una particolarità praticamente unica, grazie alla sua esposizione a sud e al suo microclima, perché qui crescono i fichi d'India. Eccoli qui, sono anche di due tipologie, questa è una e più avanti ci sono quelli grandi, bisogna salire un po' però. Stiamo per affrontare l'ultimo tratto di salita e qui iniziano i fichi d'India, quelli grandi.
Stiamo per arrivare in cima al Monte Ceva e quest'ultimo tratto è caratterizzato da una corda fissa. Niente di particolarmente difficile, però va fatta un po' di attenzione perché è molto ripido e anche scivoloso. Eccoci arrivati alla cima del Monte Ceva. Pur non essendo molto elevata, infatti siamo a 255 metri sul livello del mare, si dice che qui ci sia il miglior panorama dei Colli Euganei e in effetti è veramente ottimo. Nelle giornate più limpide si vede anche la laguna di Venezia. Abbiamo iniziato la discesa dal Monte Ceva e qui inizia il sentiero delle creste. Passeremo per la cima del Monte Spinefrasse e quello del Monte Croce. Abbiamo iniziato la salita al Monte Spinefrasse lungo il sentiero delle creste.
Eccoci arrivati alla cima del monte Spinefrasse. Continuiamo adesso per il sentiero delle creste, la prossima tappa è il Monte Croce. Arrivati a questo punto abbiamo reintercettato il sentiero numero 15, quello del ferro di cavallo, e adesso 15 e 29 proseguono assieme fino a scendere al parco della cava, della ex cava. Siamo finalmente arrivati al parco dell'ex cava. Qui è pieno di sentieri, si può fare il giro. Noi le lasciamo perdere perché continuiamo a seguire il 29 che ci riporterà al punto di partenza. Il percorso è veramente molto interessante con i suoi fichi d'India, il suo clima particolare mediterraneo ed è soprattutto perfettamente tabellato, quindi non ci si può perdere. L'unico punto un po' impegnativo è quello che riguarda la salita al Monte Ceva con il tratto attrezzato con la corda, ma non è niente di particolarmente difficile. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.